Aumento dei contagi da Covid-19 e dei ricoveri, 410 nuovi casi a Padova nelle ultime ore, 5.198 gli attualmente positivi, picco di 93 ricoverati oggi, anche un bimbo di pochi mesi, 427 le persone trattate con gli anticorpi monoclonali. A preoccupare maggiormente sono le previsioni che ipotizzano più di 52.000 positivi al prossimo 11 dicembre. Sono previsioni basate sulla situazione attuale che noi attualmente pensiamo di non raggiungere, ma questo dipende da noi, dal comportamento di ciascuno di noi, sia nell'accettare questo invito alla terza dose di vaccino, quindi una dose di richiamo, sia nel comportamento individuale. Si sta lavorando a un incremento dei posti letto. Stiamo approntando altre aree di terapia intensiva, ma anche altre aree di area medica, quindi ci stiamo preparando ad accogliere altre persone. Sul fronte anziani e Covid, valutata positivamente l'esperienza al Sant'Antonio, che da 2 mesi ha attivato una sezione dedicata. Il 90% circa, siamo riusciti a farli tornare a casa perché il Covid alla fine su questi pazienti, e ricordiamo che la maggior parte erano tutti vaccinati, sono tornati a casa con il loro stato funzionale. Un approccio diverso con prognosi diversa. Il Covid ha dato tanti problemi di depressione, tanti problemi di deficit cognitivi, quindi e questo ovviamente incide di più sull'anziano che già è predisposto ad avere un decadimento psicofisico. E a Padova